Dopo 8 mesi di scadenza del contratto, era giugno 2024, e dopo 7 incontri fatti a Roma con Federmeccanica, ci siamo ritrovati con Federmeccanica che ha preso dei titoli rispetto alla nostra piattaforma, ma ha dato completamente risposte, diverse. Parlano di distanza siderale con Federmeccanica. Dopo lo sciopero del 13 gennaio, quello di oggi, 10 febbraio, dei metalmeccanici raggiunge quote di adesione da record: 90% tra i lavoratori Berco ed Electrolux, 95% De Longhi, 90% gruppo Zoppas. Diverse le questioni al palo: l'aumento di 280 euro mensili, la riduzione dell'orario di lavoro, la sicurezza nei cantieri. Questa mattina i metalmeccanici della Marca sono scesi in piazza, hanno manifestato davanti alla sede di Confindustria Veneto Est. I minimi tabellari ti danno la garanzia di quello che sarà il futuro aumento. Quello che propongono loro è completamente l'inverso: in base all'inflazione ti darò l'aumento, se non c'è l'inflazione non ti do l'aumento. Il rischio è che se vai su questo percorso rischi di avere un contratto che ti dà zero anche. Questo è il punto fondamentale. Assemblee sempre più partecipate tra i lavoratori che prospettano già un prossimo sciopero di 8 ore a livello regionale. In piazza anche una delegazione della Berco. Qui i lavoratori chiedono chiarezza sul destino del sito occupazionale. Ci aspettiamo ovviamente uno sblocco da parte del Ministero il 13, cioè dopodomani, quando andremo convocati appunto dal Ministro. Purtroppo paghiamo un conto sociale che si scarica tutto sui lavoratori, soprattutto anche su una sede come la nostra, pur piccola. Chiedono maggiore equità e la volontà da parte dell'azienda di redistribuire la ricchezza prodotta nel tempo, un altro nodo. Gli utili vanno magari in compensi per manager strapagati e magari poi lasciano le persone in cassa integrazione, o dividendi. Noi pensiamo sia importante che i soldi siano nelle buste paga dei lavoratori perché generano consumi interni. 1100 aziende, 40.000 lavoratori ad applicare il contratto industria metalmeccanica nella Marca. Numeri importanti. Domani a Roma parteciperanno in 50 per sostenere il passaggio alla Camera della legge sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende, legge di iniziativa popolare sostenuta da 400.000 firme raccolte in tutto il territorio.